Un'iniziativa sicuramente interessante, quella di oggi, l'estemporanea di pittura per la festa degli artisti, organizzata dall'Accademia Belle Arti Michelangelo. Sì, è stata l'occasione questa festa di San Luca per coinvolgere gli studenti dei licei artistici della zona, della Sicilia. Infatti sono presenti molti delle istituzioni scolastiche a partire da Bagheria, da Santo Stefano, Caltanissetta, Gela, Agrigento, quindi il coinvolgimento di tutti i ragazzi e degli allievi dell'Accademia di Belle Arti per festeggiare San Luca, proprio protettore degli artisti, ma anche come occasione per confrontarsi su quello che è il loro percorso di studio, cioè la pittura o l'estemporanea di pittura, che vedrà i ragazzi distribuiti per tutto il centro storico di Agrigento, liberamente, diciamo, coinvolti nel osservare il paesaggio e poi nella restituzione pittorica. Professor Domenico Bosci, è un'iniziativa sicuramente originale. Oggi San Luca, in tanti magari non lo sanno che San Luca è il protettore degli artisti. Ecco, com'è venuta l'idea a voi dell'Accademia, anche sicuramente frutto della genialità del professore Prado? Sicuramente, ha detto bene, genialità del professore Prado, ma l'Accademia intanto è un'istituzione locale e in quanto tale deve dare anche risposta in tal senso, cioè il fatto che San Luca sia il santo protettore degli artisti, noi qui foggiamo degli artisti e in quanto tale allora è giusto dare delle risposte. È un momento molto forte, un momento molto aggregante, così come diceva appunto la collega Corbo, sono arrivati ragazzi da più parti della Sicilia e questo è un segno molto ma molto forte non solo per la cittadinanza agrigentina ma soprattutto per l'Accademia e ciò che rappresenta per Agrigento l'Accademia. Allora, sto riprendendo la facciata del municipio principale in occasione dell'evento dell'anniversario del santo patrono dell'arte. Siccome frequento il liceo artistico Michelangelo, sì, frequento il liceo artistico Michelangelo di Agrigento, ci hanno coinvolto in questa iniziativa e di conseguenza, essendo comunque appassionato di arte, non volevo aderire. Queste iniziative? Sono iniziative interessanti e importanti perché comunque è diverso dal eseguire lavori scolastici, qui si parla di arte vera. Sto improvvisando. Ho preso i colori e quello che mi viene in mente farò. Mi piace, è una nuova esperienza che non ho mai provato e sì, devo dire che mi piace molto. Ispirazione ho preso un'immagine da internet che raffigura dei palazzi, ovviamente dietro c'è il cielo. Come esperienza la trovo abbastanza costruttiva perché comunque durante questa esperienza uno può esprimere per se stesso comunque senza essere giudicati.